Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questo ennesimo appuntamento con le nostre web conference. Vedo che di settimana in settimana, quando mi trovo a questo tavolo, a questa scrivania con voi, i numeri stanno salendo sempre di più, quindi mi fa piacere proprio pensare che stiate apprezzando questo momento. Dopotutto diciamo che è importante non perdere le buone abitudini, quindi come ci formavamo prima, anche in maniera frontale, ovviamente vedendoci ai nostri convegni, ai nostri eventi in giro per l'Italia, adesso abbiamo l'opportunità comunque di vederci con questo appuntamento e continuare la nostra formazione. Formazione che peraltro stiamo andando incrementando con delle tematiche molto interessanti. Noi lo dico per i nuovi perché è un qualcosa che ripeto effettivamente spesso in apertura quando ci troviamo a questo orario con le nostre web conference. Siamo partiti già da fine gennaio con questo ciclo di appuntamenti dedicato alla riqualificazione in ZEB, il martedì e il mercoledì, e il giovedì dedicato alle strutture in legno, all'architettura in legno. Quindi devo dire che i numeri sono andati crescendo, sta crescendo il nostro impegno per darvi una formazione e un'informazione di qualità. Oggi è la giornata dedicata alle tecnologie, il martedì è la giornata che dedichiamo appunto alla presentazione di alcune soluzioni tecnologiche. Oggi abbiamo scelto un argomento particolare ed è quasi una sorta di mini ciclo nel ciclo di appuntamenti dedicato all'Enzeb, alla riqualificazione Enzeb, ed è quello che stiamo portando avanti con Panasonic, peraltro ormai già da diverso tempo. Abbiamo avuto con loro l'occasione di andare ad approfondire diverse soluzioni e diverse tematiche, diciamo da quella che può essere una climatizzazione peraltro molto diffusa, diciamo, di un edificio residenziale. Ci siamo addentrati, per esempio, mi viene in mente l'ultima volta, fino alla climatizzazione di particolari locali dedicati alla trasformazione dei cibi con la presentazione del wine cellar. Oggi abbiamo deciso di dedicarci a degli ambienti che mi verrebbe anche quasi da dire, nella situazione in cui ci troviamo oggi, mai avremmo pensato sarebbero arrivati in carcere senza la mancanza, che sono le aree commerciali e gli uffici. Hanno una caratteristica in comune fondamentalmente questi spazi, che è quella di essere di luoghi che raccolgono nelle loro ovviamente settimane di migliore funzionamento, che non sono certo queste, un grosso numero di persone, quindi sono un po' accomunate da questa caratteristica, il che li rende ambienti particolari da un punto di vista della climatizzazione, anche perché ci sono tutta una serie di temi, se vogliamo, anche molto valoriali legati a questi aspetti che ne fanno dei luoghi particolari proprio anche dal punto di vista della climatizzazione. Mi viene in mente tutto il tema del comfort in una ricerca estrema di benessere, di offrire magari un'esperienza in un ambito commerciale o di offrire un wellness aziendale in un ufficio che abbia tutti i comfort. Quindi questo è un po' il tema che abbiamo scelto. Anche perché in virtù proprio di questo sono edifici su cui si sta diciamo investendo molto, e questa è un po' l'apertura che Massimiliano Cefalo, che è technical manager di Panasonic, ci farà, proprio perché ha fatto una ricerca in tal senso. Quindi io direi di lasciare direttamente a lui la parola, che ci spiega un po' quali sono le caratteristiche, le necessità da un punto di vista di climatizzazione di questi spazi e quali possono essere le soluzioni da poter inserire in una progettazione. A Massimiliano la parola. Grazie Marco, buonasera a tutti quanti, anche da parte mia e da parte di Panasonic. Inizierei con aggiungere un piccolo tassello all'introduzione che ha fatto Marco, che è esattamente il motivo per cui stiamo facendo questo incontro. Da uno studio fatto, o meglio pubblicato da Italia Oggi, è risultato che negli ultimi 3 anni l'Italia è risultata essere una diciamo, delle nazioni in cui gli investitori esteri
fanno la maggior parte delle loro attività. All'interno delle ristrutturazioni e realizzazioni ex novo di locali quali uffici, hotel, residenze e logistica, inizia a essere veramente molto importante il livello, il contributo che danno gli investitori esteri alla realizzazione di questi edifici rispetto a quello che è la normalità del nostro parco edile, e siamo riusciti ad avere dei picchi che voi vedete qui nel grafico che vi ho rappresentato per gli uffici del 72% di investimenti fatto 100 quello che si spende per la ristrutturazione o la costruzione ex novo di un edificio o usuffici, il 72% proviene da fondi di investimento o da società estere che fanno i loro investimenti in Italia. In ordine decrescente vediamo il retail, quindi i negozi. Non è specificato la dimensione del negozio, ma sono diverse taglie di negozi su cui gli investitori esteri fanno i loro affari. Segue a ruota la logistica con 37% del 100% investito in logistica, per arrivare fino al 28% dell'accoglienza, quindi degli hotel. Naturalmente queste due tipologie di edifici sono diverse da un certo punto di vista, lo si vede dal punto di vista di occupazione, affollamento, volumetria di aria trattata, contemporaneità di diciamo di funzionamento di impianti, luci, apparecchiature interne rispetto magari a uffici dove il carico termico dovuto all'elettricità, alle apparecchiature elettriche rimane pressoché costante, perché abbiamo fotocopiatrici, stampanti, computer, il numero delle persone è pressappoco costante nel tempo, perché il layout degli uffici fondamentalmente rimane invariato per lungo tempo. Non ci sono grossi picchi di affluenza magari negli uffici rispetto alle aree commerciali, quindi fondamentalmente questi due locali, questi due diciamo, edifici hanno caratteristiche di base completamente diverse, ma le esigenze sono esattamente le stesse, quelle di creare un comfort e un certo agio a chi deve frequentare quotidianamente questi locali. Per quanto riguarda gli uffici, si va sempre di più verso strutture di grosse dimensioni, dove all'interno diciamo, sono identificabili o uffici singoli, aree destinate a spazi aperti tipo gli open space, sale riunioni, sale di attesa con reception, zone destinate ad apparecchiature elettroniche tipo le fotocopiatrici, stampanti, fax e via discorrendo, archivi, centralini telefonici, centri di elaborazione dati, che sicuramente li si trovano all'interno di tutte le tipologie di ufficio che hanno comunque una gestione elettronica, aree di ristoro e altro. Tutte queste aree hanno delle esigenze di comfort completamente diverse tra di loro. Io penso a un centro di elaborazione dati che deve avere delle temperature che sono mantenute quanto più basse possibili per poter dare l'opportunità alle apparecchiature all'interno di funzionare al meglio senza avere temperature critiche alle quali poi possono dare dei problemi. La stessa gestione del locale shed non può essere rapportata a una gestione di una sala d'attesa o una sala riunioni, quindi le esigenze cambiano a seconda della tipologia dei locali. Andando a vedere un poco quello che riguarda lo spazio abitato di un ufficio, normalmente una parte importante delle esigenze di comfort dipende
dipende molto dalle caratteristiche morfologiche del locale. Normalmente all'interno di un ufficio si trova un'area perimetrale esterna, normalmente di una profondità che va dai 3 metri, 3 metri e mezzo, spesso delimitata da una vetrata in cui l'esposizione e l'irraggiamento determinano un carico termico altamente variabile. Per le zone interne invece, non essendo soggette a diciamo, variazioni di temperatura per l'apporto di calore gratuito dovuto dal sole oppure o perdite di energia dovuta alla presenza di vetri più o meno isolati, abbiamo delle zone dove normalmente il carico termico risulta essere più uniforme perché l'affollamento pressappoco rimane costante nel tempo, le apparecchiature sono quelle e anche se dovessero lavorare a pieno regime sono comunque delle apparecchiature che hanno un ruolo marginale, insomma, a meno che non si parli di copisterie oppure di grossi locali tecnici, ma insomma negli uffici diventano fuori luogo, insomma. Un'altra cosa su cui tenere alta l'attenzione è anche la durata del funzionamento, cioè per quanto tempo bisogna generare questo comfort. Normalmente gli orari di utilizzo di questi locali vanno dalle 8 alle 18 con la dovuta flessibilità e con insomma, le dovute eccezioni, ma ci sono all'interno degli stessi locali oppure gli stessi uffici possono avere delle turnazioni sull'arco delle 24 ore, quindi non abbiamo più la necessità di avere concentrato una condizione di benessere e comfort per sole poche ore, ma bisogna garantire un funzionamento costante nel tempo per la durata di 24 ore su 24, magari 7 giorni su 7. Ripeto, continuo a pensare magari a una sala CED dove difficilmente, anzi è impossibile staccare la spina prima di uscire dall'ufficio e riattaccarla la mattina per riprendere a far funzionare il centro di elaborazione dati. Quindi anche all'interno degli uffici, per quanto semplici possono essere, le esigenze cambiano a seconda della location in cui ci troviamo. Impianti diversi per le diverse zone. Quali sono i principali requisiti a cui gli impianti devono corrispondere? Flessibilità di configurazione, il layout degli uffici è soggetto comunque, non in tempi strettissimi, e comunque è soggetto a diciamo, delle variazioni nel tempo. Quindi il fatto di avere un sistema che mi permetta, modificando l'assetto dell'ufficio, quindi spostando scrivanie e armadi, di avere costantemente condizioni di comfort senza avere spifferi nella schiena oppure negli impianti di dislocazione, aria che arriva dal pavimento direttamente sotto le scrivanie degli utenti, cosa che avviene purtroppo di frequente. Il fatto di avere la flessibilità di configurazione ci permette di poter, nel momento in cui cambiamo la disposizione, il layout dell'ufficio, anche poter in qualche modo compensare con minimi spostamenti anche dell'impianto di condizionamento. Flessibilità di prestazione per poter avere la possibilità di assorbire le variazioni di carico nel tempo, semplicità di realizzazione, più veloce e più semplice è l'installazione, minori sono i costi di investimento dei committenti. Elevato benessere termigrometrico, questo va senza dire, è previsto anche per legge, una buona qualità dell'aria interna con i rinnovi dell'aria, facilità di manutenzione perché una volta realizzato un impianto il fatto di mantenerlo in un buono stato di efficienza, oltre a garantirci la durata degli impianti, ci garantisce anche di poter vivere in un ambiente salubre. Ridotto consumo energetico, che poi è l'aspettativa di tutti quanti i progettisti che
sono allineati proprio sul risparmio energetico e ridurre l'impatto degli impianti sull'atmosfera e sui consumi. Quali sono le tipologie di impianti che si possono trovare all'interno degli uffici? La scelta non è molto ampia, le classifiche, cioè la classificazione è abbastanza semplice, vanno a tutt'aria, nel senso canalizzata con monocondotto, doppio canale, doppio condotto, misti, aria e acqua con venticonvettori e pannelli radianti, oppure impianti autonomi, e per impianti autonomi intendiamo i sistemi a pompa di calore o diciamo con l'unità interna e unità esterna collegata. Sul fronte invece delle aree commerciali il discorso si fa un pochettino più complesso, perché come ho detto all'inizio abbiamo delle situazioni che vanno tenute in considerazione. Oggi un negozio, un centro commerciale o un grande magazzino deve diventare agli occhi dell'utente un'esperienza di acquisto. E per poter fare questo l'estetica, l'architettura, gli spazi vanno gestiti in un determinato modo. Nella gestione, o meglio nell'ideare, nel pensare a un impianto di riscaldamento, le caratteristiche principali da tenere in considerazione sono quelle strutturali, quelle dimensionali, quelle tipologiche, quindi il materiale che costituisce fisicamente diciamo, le pareti e i pavimenti, le caratteristiche merceologiche, perché un impianto, o meglio un'area commerciale per vestiti non avrà le stesse caratteristiche di un'area commerciale addetto alla vendita del fresco, tipo carni oppure frutta e verdure, funzionali. Fondamentalmente possiamo raccogliere le varie tipologie di aree commerciali sotto tre grosse definizioni: centri commerciali, che includono sempre gli ipermercati, pensiamo alla Ocean, pensiamo all'Ipercoop o alle vari brand che si posizionano all'interno di strutture multilivello, multipiano, con un certo numero di negozi ad essi annessi. Oppure i grandi magazzini, che sono strutture normalmente che si sviluppano su un solo piano, dove c'è un unico brand all'interno. Vogliamo vedere ad esempio l'S Lunga, il Carrefour, Lidl e via discorrendo. Oppure i negozi che sono quelle aree che si possono trovare o all'interno, quindi facenti parte del centro commerciale, quindi rientrano in un'ottica insomma più grande, cioè si pensa alla progettazione come posso dire, si pensa alla progettazione degli impianti in questi negozi insieme al resto degli impianti del centro commerciale. Spesso e volentieri all'interno dei centri commerciali gli impianti vengono realizzati su quella parte dei locali che sono già stati venduti, mentre vengono lasciati completamente sguarnite le aree che non hanno trovato ancora un acquirente. Quindi chi subentra in questi negozi, in un centro commerciale, ha la necessità di barcamenarsi tra un impianto o già esistente che deve poi riadattare alle proprie esigenze, oppure un impianto ex novo da realizzare esattamente a sua immagine e somiglianza. I negozi quindi possono essere o una parte integrante dei centri commerciali, oppure un locale che si trova in un contesto cittadino, come quelli che si trovano in ogni paese e città. Centro città. Sì. Per quanto riguarda
il discorso della progettazione, la progettazione in qualche modo non deve tener conto solo e esclusivamente del benessere termoigrometrico, del benessere delle persone, del risparmio energetico, dell'efficienza, ma si deve integrare in un discorso un pochettino più ampio che entra un pochettino nel progetto di esperienza dell'acquisto del consumatore. Quindi ci sono altre componenti che vanno a impattare in maniera molto importante sull'idea di impianto di riscaldamento e condizionamento. Perché il retail deve in qualche modo trasmettere un messaggio. Il messaggio oggi viene trasmesso sia a livello visuale, con colori, forme, disposizione diciamo, degli arredi in maniera particolare, diciamo, sia dal punto di vista sonoro, dal punto di vista olfattivo. Quindi sono tutta una serie di combinazioni che in qualche modo diciamo, creano delle limitazioni alla realizzazione di un impianto di riscaldamento e condizionamento, ma lo rendono ancora più importante perché se dopo aver realizzato da parte degli architetti, da parte di chi cura il marketing in generale, dopo aver realizzato una bella struttura, un bel locale, se non ci sono realmente le condizioni di comfort all'interno di questi locali, poi si viene a perdere tutto quello che è la magia che in qualche modo il negozio vuole trasferire all'utente. Beh, A chiaro, ma anche un conferma... aspetto, mi Sì, viene da pensare anche un aspetto proprio funzionale, nel senso che sì. se non ci sono determinate condizioni di comfort e di benessere anche proprio da un punto di vista della temperatura, difficilmente andrò a provarmi un vestito in un camerino. Quindi diciamo Senza c'è dubbio. tutto un discorso esperienziale, ma proprio anche funzionale legato alla corretta gestione della temperatura e quindi del comfort in determinati tipi di ambienti. Mhm. E a conferma di quello, insomma, che ho detto fino adesso, c'è la suddivisione delle tipologie di retail, cioè non parliamo più di un semplice negozio che mette in comunicazione, in contatto il produttore con il consumatore, ma sono state create una serie di spazi che in qualche modo vanno a trasferire un messaggio. Questi sono magari un elenco che voi potete sicuramente riconoscere nelle denominazioni dei vari negozi, dei vari retail, che sono magari il punto di vendita monomarca, regular store che prende di una marca solo una parte dell'intero listino, oppure il temporary store che rende l'esperienza ancora più diciamo più evidente, perché è un negozio che appare e rimane in quella location per un tempo veramente molto ridotto, si parla di qualche mese fino a un massimo di un anno, con prodotti che sono diciamo anche loro introvabili in altri contesti, e poi chiudono perché è una sorta di fiera, una sorta di momento da regalare ai consumatori che poi si affezionano ancora di più al marchio. Detto questo, quali sono le caratteristiche essenziali degli impianti che devono essere realizzati? Abbiamo visto varie tipologie di dimensioni, di tipologie merceologiche di locali, ma alla fine le caratteristiche essenziali rimangono quelle: la sicurezza e affidabilità sul funzionamento, il fatto di avere un comfort continuo, duraturo nel tempo, mi assicura che l'utente non sarà invogliato ad andarsene, ma sarà invogliato a rimanere, a continuare la sua ricerca del prodotto che gli sta più congeniale. Semplicità nella gestione e manutenzione. Il fatto di avere diciamo, varchi di accesso, oppure postazioni attraverso le quali in maniera non eccessivamente invasiva io posso lavorare sulle macchine senza andare a disturbare l'esperienza di acquisto dei clienti, è una cosa che è molto apprezzata dai proprietari dei negozi. Grande flessibilità di configurazione per adattarsi in qualche modo alle variazioni di disposizione degli arredi interni dei negozi, che rispetto agli uffici
hanno un turnover molto più elevato per rendere sempre accattivante diciamo il messaggio e diciamo il richiamo dell'utente. Grande flessibilità di prestazione per gestire i carichi termici che variano durante l'arco della giornata, un accurato controllo della ventilazione, filtrazione dell'aria, rumorosità che si deve mantenere quanto più bassa possibile per evitare di disturbare, ma soprattutto di accavallarsi a quello che dovrebbe essere un'esperienza diciamo uditiva diciamo della spesa. Presenza di sistemi di regolazione e supervisione, perché naturalmente non possiamo andare a vedere termostati in giro per il negozio o fili appesi, quindi il fatto di avere un sistema che centralizza e gestisce e controlla anche in remoto, anche in punti o del centro commerciale o dell'edificio, insomma, che non sono esattamente il punto vendita, questo è un qualcosa che deve essere preso in considerazione e che deve essere presente all'interno delle aree commerciali. Per quanto possano essere diverse le esigenze, gli impianti rimangono esattamente gli stessi, quindi rimangono a tutt'aria, monocondotto, doppio canale o doppio condotto, misti aria-acqua, venti convettori e pannelli radianti, oppure impianti autonomi. Quindi le esigenze fondamentalmente rimangono sia di diciamo, produzione del calore o l'assorbimento del calore, sia di distribuzione di queste energie rimane esattamente la stessa. Bene, Panasonic è in grado di supportare chiunque insomma, si cimenti nella progettazione di aree commerciali o uffici con una serie di linee di prodotto affidabili nel tempo e che possono in qualche modo andare a coprire quelle che sono le esigenze individuali dei singoli ambienti. Iniziamo con il parlare del sistema package, quindi quello che viene denominato PACAI, che è un sistema composto da una unità esterna e una unità interna. La caratteristica principale è che sono delle macchine a espansione diretta in pompa di calore, quindi sono in grado di gestire sia il funzionamento in riscaldamento che in raffrescamento dei locali. Come vantaggi sono macchine che sono studiate per lavorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la loro applicazione diciamo non ideale, ma sicuramente che non fa venire preoccupazioni, quindi rende molto sicuri e nelle sale CED, locali tecnici. Naturalmente, essendo sistemi singoli, possono lavorare anche in combinazione tra di loro, quindi possono essere, come negli impianti residenziali, essere messi nei vari ambienti e diciamo, a dispetto degli impianti residenziali, con questi possiamo in qualche modo gestire la programmazione e il controllo di ciascuna unità attraverso un unico centralizzatore, quindi abbiamo una modularità di controllo attraverso un centralizzatore. Un altro dei vantaggi che possiamo vedere in questo tipo di prodotto o di linea è il fatto che utilizzando dei tubi per gas refrigerante, gli ingombri che vanno a occupare, insomma gli spazi che vanno a occupare all'interno di controsoffitti o all'interno dei muri è veramente ridotto rispetto a una eventuale canalizzazione o tubazioni d'acqua che hanno per forza di cose dei diametri molto più grandi. Questo permette diciamo, una buona distribuzione delle macchine all'interno dei locali senza andare a sovrapporsi o a occupare spazi altrimenti dedicata ad altre infrastrutture, altre linee elettriche o di comunicazione.
sono meno invasive rispetto alle canalizzazioni che voi vedete qui in figura. Naturalmente possiamo avere o installazioni con un'unità interna che è direttamente situata all'interno del locale che deve servire, oppure, come si vede in figura, c'è la possibilità di inserire una canalizzazione, quindi macchine canalizzabili, e distribuire i canali d'aria all'interno degli ambienti. Si prestano molto alle sostituzioni di macchine che già hanno questo tipo di sistema di distribuzione. Per quanto riguarda impianti più grossi, ci sono i sistemi a volume di refrigerante variabile, mentre nel caso precedente abbiamo una macchina che serve direttamente, una macchina esterna che serve direttamente un'unità interna, qui abbiamo un'unica unità esterna che serve fino a 64 unità interne che possono funzionare da 1 a 64 in maniera completamente autonoma. Naturalmente sono sistemi che lavorano o in caldo o in freddo, sono in pompa di calore. Sono sistemi che possono essere abbinati a impianti idronici, perché attraverso una unità interna, un hydrokit, c'è la possibilità di avere lo scambio di energia non più sull'aria ma sull'acqua, e quindi utilizzare l'acqua trattata all'interno di un impianto già esistente, dove la distribuzione magari è ad anello e i terminali sono terminali idronici. Anche qui abbiamo il vantaggio di un minimo ingombro diciamo, sulla zona esterna, essendo un'unica macchina posizionata in un lato in un'area a lei dedicata del locale. Va a occupare uno spazio relativamente più piccolo rispetto a n macchine della serie Pacai. Sono macchine che hanno unità esterne che hanno delle potenze che vanno, capacità espresse che vanno da 12 kW sino a 224 kW per circuito frigo. Che cosa significa? Significa che ogni circuito frigo può avere massimo una potenza di 224 kW, ma grazie al sistema, diciamo a un centralizzatore, l'intelligent controller, noi abbiamo o dei sistemi di centralizzazione che possono essere anche il cloud, abbiamo la possibilità di raccogliere in un'unica postazione diciamo i comandi per gestire più circuiti frigo destinati proprio ai locali che andiamo a trattare. Infatti queste macchine sono destinate a locali di piccole, medie e grandi dimensioni. Piccole perché la macchina più piccola ha 12 kW, medie e grandi perché possiamo arrivare a n volte 224 kW. Come vediamo nelle figure ci sono dei limiti strutturali da dover seguire. Sono i 50 metri di dislivello tra la macchina esterna per la serie Mini e Quai, per le macchine piccole, 50 metri di dislivello rispetto alla macchina interna più bassa, e uno sviluppo lineare fino a 175 metri. Per le macchine a cui si possono collegare fino a 64 unità esterne, cioè interne, perdono, sempre 50 metri di dislivello con la possibilità di arrivare sino a 90 metri di dislivello, quindi immaginiamo diciamo palazzini uffici che si sviluppano in altezza, in parte, o meglio, se non sono dei grattacieli sicuramente possiamo servirli in qualche modo, e 1000 metri di lunghezza totale delle tubazioni, 200 metri di estensione dei circuiti. Per esigenze un pochettino più particolari, cioè laddove ci sono locali che nello stesso momento richiedono diciamo il raffrescamento, quindi devono estrarre calore dai locali, dalle stanze. Immaginiamo una vetrata con macchine, o meglio con un'esposizione a sud, e dall'altra parte
la stessa vetrata con esposizione a nord, se ci sono delle applicazioni nelle quali abbiamo la necessità di avere sia riscaldamento che raffrescamento nello stesso impianto, nello stesso momento, esistono. La gamma Panasonic vede un prodotto che si chiama EcoEye 3 tubi, che è un sistema sempre come il sistema che ho descritto prima, quindi sempre a flusso di refrigerante variabile, potenze che vanno da 22 kW sino a 135 kW, e la caratteristica è che possono assorbire da locali che vanno raffrescati energia da rimettere poi in circolo, quindi a disposizione di quei locali che invece vanno riscaldati. In questo modo si riesce addirittura a ridurre, o meglio avere un'efficienza, un risparmio sui consumi che raggiungono il 35%. Mi permetto di dire una Sì, cosa, dimmi. non è un'esigenza così strana, nel senso che si può pensare chiaramente che possa essere molto utile nelle mezze stagioni, però mi viene anche l'esempio, stiamo parlando di edifici per uffici, prima hai citato il fatto che sono anche edifici di grandi dimensioni, che si costruiscono sempre più centri direzionali, edifici di grandi dimensioni. Noi abitiamo in città, penso anche come Milano, dove comunque abbiamo degli edifici che sono bene o male abbastanza bassi, per cui nel momento in cui si fa un edificio di una certa dimensione, questo risulta essere chiaramente molto esposto ad un irraggiamento. Faccio proprio un chiaro esempio, sto Sì, pensando al centro direzionale per esempio di Porta Nuova, la torre Diamond, quelli che magari le persone di Milano molti conoscono, quella BNP Paribas, se la guardate in alcuni momenti della giornata, un lato è completamente inondato dal sole, mentre l'altro no, quindi ci possono essere anche lì, nel momento in cui ci si staglia completamente sopra quella che è l'altezza media degli edifici, problematiche anche di un irraggiamento che causa anche un potenziale discomfort. Cioè, se avessimo un impianto che funziona tutto alla stessa maniera, avremmo sicuramente delle persone che soffrono il caldo e altre che soffrono il freddo. sì, infatti, per quanto si possano utilizzare delle vetrate schermate, insomma, sì, Sì, certo, giusto. certamente, certamente. Giusto. Anche qui, diciamo, in questi schemi viene riproposto un pochettino il metodo di funzionamento, perché in quella due tubi, nel due tubi abbiamo il tubo del gas e il tubo del liquido che lavorano in maniera tale da fornire gas refrigerante freddo o caldo a seconda della modalità di funzionamento impostata sull'unità esterna. Qui abbiamo una linea a tre tubi dove, come per la due tubi, abbiamo sia il gas caldo che diciamo la linea fredda a bassa temperatura, ma abbiamo un terzo tubo che fa un po' da collettore. In poche parole cosa succede? Succede che viene attraverso queste valvole diciamo valvole solenoide, eh, vengono aperti o chiusi dei canali che permettono o di far funzionare l'unità interna in raffrescamento oppure in riscaldamento. Quelli in raffrescamento, tutto il calore che viene recuperato dalla batteria poi viene messo in circolo e garantisce un lavoro meno impegnativo da parte dei compressori. Anche qui abbiamo dei dislivelli, dei limiti strutturali da dover tenere in considerazione, laddove ci sono dei limiti differenti, quindi standard è 50 metri, possiamo arrivare a massimo 90 metri. Voglio ricordare a tutti che all'interno di Panasonic c'è un ufficio che è l'ufficio di engineering, che si occupa proprio di fornire un supporto attivo a tutti i professionisti che hanno esigenze di conoscere meglio il prodotto oppure hanno bisogno di avere un affiancamento per individuare diciamo, la soluzione più consona per le esigenze del proprio committente, e quindi fanno una consulenza diretta con progettisti, installatori o chi ha bisogno di avere maggiori delucidazioni. Se posso, Sì, allora mi riallaccio con una domanda che è arrivata. sì, È una domanda che arriva in inglese perché
ci stanno seguendo anche dall'estero. Io direi magari diamo una risposta in italiano, poi ci occuperemo di farla arrivare anche a questa persona in lingua inglese. Ci chiede, proprio in relazione a questa possibilità di raggiungere i 90 metri, ma te lo chiedo anche in relazione proprio a questo ufficio tecnico, se è una questione che va Sì. passata a loro, se puoi dare una risposta tu, quali parametri bisogna regolare per poter raggiungere questa lunghezza di tubazione fino a 90 metri? Allora, dipende molto dall'estensione delle tubazioni e dalle taglie delle unità interne. Non è una risposta facile da poter dare così su due piedi. Io suggerisco al professionista che ci ha fatto la domanda di farci un caso specifico, cioè qual è l'esigenza che ha, perché in funzione dell'esigenza che ha si vanno a individuare delle macchine e magari si fa in modo che la lunghezza delle tubazioni possa essere in qualche modo raggiunta ai 90 metri. Noi dobbiamo creare la minore resistenza possibile all'interno delle tubazioni, ma dobbiamo tenere in considerazione anche il volume di refrigerante che circola all'interno, quindi va fatto una verifica con un software e alla fine noi in qualche modo riusciamo a muovere determinate configurazioni per arrivare a queste misure estreme. Va fatta con i nostri sales engineer questo tipo di indagine, va bene? Comunque, Ecco, per perfetto. rispondere in Allora maniera molto secca, magari dipende molto diciamo, dalle taglie delle unità interne e dalla sezione delle tubazioni che vanno poi gestite di volta in volta. Perfetto, allora magari poi capiamo se ha bisogno di una risposta in inglese, lo mettiamo direttamente anche in contatto Sì, 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 sì. con il sales engineer che può seguire la sua zona. Un'altra domanda che è arrivata, poi ti lascio andare Sì, avanti, è arrivata in sì, occasione ancora del PACAI, chiede quali sono i sì. limiti sulla prevalenza utile per le unità interne canalizzate. Stiamo parlando del circuito frigo? Stiamo parlando in questo momento? Sì, era una domanda in Allora, relazione al sì. PACAI ancora. Ok, ok, ok. Allora, se ci stiamo riferendo agli sviluppi massimi delle tubazioni, perché io qui ho dato minor Lato risalto aria, la alla precisazione è lato aria che ci arriva, lato aria. lato aria dipende dalle... Allora, mi pare che è... aspettate un attimo. Dipende dalle unità interne che vengono scelte, perché ci sono tre taglie, cioè tre tipologie di macchine. Ci sono le canalizzate a bassa prevalenza, ci sono le canalizzate a media e alta prevalenza, quindi a seconda delle taglie o meglio della categoria di unità interne varia anche la prevalenza sulle tubazioni. Suggerisco al professionista di scaricarsi il catalogo del PACAI, all'interno del quale ci sono tutta una serie di elementi che possono essere utili per capire qual è la prevalenza residua diciamo della macchina da poter, o meglio, la prevalenza residua che la macchina lascia a disposizione per dimensionare poi i canali. Dipende dalle macchine, dipende dalla tipologia di unità interna delle macchine. Certo. Allora, intanto grazie per la risposta, possiamo andare Sì, avanti. Io raccolgo, ok. sono informazioni di servizio, raccolgo le varie domande che stanno arrivando, come vedete, poi ogni tanto interrompo Massimiliano Cefalo per farle, quindi tranquillamente le scrivete, vi do risposta, vi diamo risposta in Mhm, alcuni momenti. Quindi prego mhm. Massimiliano, poi procedi. Ok, perfetto. Allora, una cosa importante, mentre si parlava per l'EcoAI due tubi di 64 unità interne massime collegabili alle unità esterne, qua vista diciamo, la configurazione particolare, quindi la struttura particolare delle macchine, il numero di unità interne si riduce a un massimo di 52.
Continuando con i prodotti che abbiamo, o meglio, le linee di prodotto che abbiamo all'interno dei cataloghi aria condizionata della Panasonic, arriviamo a un qualcosa di cui andiamo molto fieri, che è il sistema EcoG, che è un sistema a volume di refrigerante variabile, il cui compressore, al posto di essere trascinato da un motore elettrico, viene trascinato da un motore endotermico, un motore di un'automobile, alimentato a gas, metano o GPL. Ha la possibilità di lavorare sia su macchine interne ad espansione diretta, sia su UTA, cose che possono fare anche le macchine che abbiamo visto prima, e sia su impianti idronici, quindi ha un'applicazione particolare in quei siti dove non si vuole appesantire il carico elettrico erogato dalla cabina di trasformazione per utilizzare praticamente la potenza della cabina per servizi accessori, per esempio, o laddove non c'è la possibilità di ingrandire la cabina, quindi adeguarla alla nuova esigenza dell'impianto di climatizzazione. Come per i sistemi a volume di refrigerante variabile elettrici, anche quelli a gas hanno sia la tecnologia a due tubi, parliamo sempre di macchine in pompa di calore a due tubi, che a tre tubi, e come extra abbiamo la possibilità di combinare l'impianto, cioè la macchina, perché qua è un kit, un sistema a gas con uno elettrico, per garantire all'utente la migliore efficienza, il minor consumo, o di gestirsi quelli che sono i momenti della giornata in cui i costi dell'energia elettrica sono molto elevati, può andare a gas, oppure nel momento in cui ha la possibilità di utilizzare l'elettricità, quindi non vuole utilizzare il gas, utilizzare la parte elettrica. In generale sono macchine che vanno da 45 a 170 kW, gli EcoG a 2-3 tubi, mentre quelle più piccole, cioè l'EcoG combinato, ha una taglia massima di 30 cavalli, quindi stiamo parlando di intorno ai 75, stiamo parlando di 75 kW all'incirca. Anche per l'EcoG ci sono un numero massimo di unità interne collegabili, che cambia a seconda della tipologia, quindi della tecnologia utilizzata all'interno. Per le macchine a due tubi arriviamo a 64 unità interne, per quelle a tre tubi massimo 24, e per l'EcoG combinato massimo a 48. Nell'immagine che vedete un pochettino quello che è il cuore diciamo del sistema, che è il motore endotermico che trascina attraverso una serie di cinghie e puleggia i compressori di gas R410. Qui ci sono un paio di esempi su quelle che possono essere gli impianti che si possono realizzare. Il sistema EcoG si presta bene anche per impianti misti, cioè laddove abbiamo la necessità di avere un lato, un tratto ad espansione diretta, e il resto magari ad acqua attraverso un hydrokit che troviamo qui in questo punto. In hydrokit abbiamo la possibilità di riscaldare o raffrescare l'acqua per renderla disponibile per impianti a pavimento, quindi per impianti radianti, canalizzate, oppure per canalizzazione, sistemi di canalizzazione. Per quanto riguarda invece l'EcoG 2 tubi ibrido, le taglie vanno da 28 a 84 kW, 28 kW è l'unità elettrica, mentre 75 circa massimo è l'unità gas. Il totale possiamo arrivare massimo a 84 kW. Possiamo lavorare solo esclusivamente o su un impianto ad espansione diretta o su un impianto ad acqua, quindi che utilizza terminali ad acqua.
l'ultima... Bloccherei un sì, attimo prima di arrivare sì, proprio a questa tecnologia, perché ci sono alcune domande, così chiudiamo la sì, parte sì, precedente. sì. Allora, io le domande le vedo, le leggo così un po' come sono. Chiaramente, se poi c'è bisogno di qualche interpretazione, chiediamo magari qualche Vediamo. domanda in più. Allora, Mhm. partiamo a ritroso, quindi dall'EcoG proprio. Ci chiedono se Sì. nell'EcoG si è pensato al recupero di calore dei gas di scarico della combustione. Nell'EcoG già c'è il recuperatore, c'è uno scambiatore gas, combusti, acqua che recupera, fa il recupero diciamo del calore dei gas. Già c'è. Perfetto. Perfetto. Poi, buonasera, il range di funzionamento della serie EcoG è più ampio rispetto ai precedenti? Range di funzionamento, le taglie di potenza? Le taglie di potenza, allora, partiamo dal presupposto che vanno da 45 kW della macchina più piccola sino a 170 kW, che è la combinazione di due unità da 85. Quindi, come vediamo qui nella slide, qua sono espressi in cavalli, le taglie vanno da 16 delle unità singole, vanno da 16 sino a 30 cavalli. Le taglie successive sono una combinazione, un accoppiamento delle varie unità più piccole, quindi 32 sarà l'accoppiamento di due unità esterne da 16 cavalli fino ad arrivare a 60, che è l'accoppiamento di due macchine da 30 cavalli. Quindi stiamo parlando di 170 kW massimi, a fronte di un EcoEye 3 tubi che è 135 kW massimi e un EcoG che arriva a 224 kW. Quindi quello che esprime una maggiore capacità è proprio la tecnologia VRF elettrica con 224 kW, che è la sommatoria di, o meglio, è diciamo la sommatoria delle capacità di 4 unità esterne da 56 kW. Spero di aver risposto diciamo, in maniera esaustiva alla domanda che mi è stata fatta. Bene, stanno arrivando altre domande, ma direi di procedere oltre. Le tengo per un attimo di pausa successivo, quindi chi vuole Mm. continuare a scrivere, intanto le sto raccogliendo. Sì, allora, questo è l'ultimo, in ordine cronologico, è l'ultima categoria di prodotto che Panasonic può consigliare in questo momento per la realizzazione degli impianti sia in aree commerciali che in aree uffici. Su questo argomento mi soffermerò un pochettino in più rispetto agli altri, perché mentre gli altri sono stati oggetto di altri webinar o incontri, diciamo incontri in aula con i vari professionisti, quindi se ne è già parlato ampiamente delle altre tecnologie, questa, pur essendo una tecnologia relativamente consolidata, stiamo parlando di un chiller fondamentalmente, quindi non stiamo parlando di un qualcosa di nuovo per nessuno dei nostri utenti in questo momento, e forse il prodotto su cui non abbiamo ancora avuto il tempo o la possibilità di spendere due parole. È la gamma EcoEye W, che è un chiller, quindi una pompa di calore, diciamo un circuito frigo, una macchina frigorifera che lavora direttamente sull'acqua attraverso uno scambiatore a piastre. Taglie di potenza vanno da 20 kW sino a 210, 20 kW per quello che vedete qui come forma, come shape, quindi come chassis. 210 kW, 210 kW è la macchina più grande. I vantaggi quali sono? Intanto il primo vantaggio lo vediamo nelle ristrutturazioni dei vecchi impianti.
Quindi questi sistemi, essendo i sistemi ad acqua, possono in qualche modo andare a coprire tutti quegli impianti dove o c'erano solamente caldaie oppure c'erano dei chiller di altre marche. Quindi possiamo riutilizzare sia le tubazioni che sono presenti all'interno della struttura, naturalmente verificando diciamo, le taglie di potenza che dobbiamo mettere sull'impianto, e sia i terminali idronici interni, quindi in una ristrutturazione, mentre per i sistemi a espansione diretta vanno prese in considerazione sia le unità interne che quelle esterne, per quanto riguarda i chiller invece il discorso è completamente diverso, perché può essere una parte importante di un sistema che è già presente in loco. Insomma, un altro vantaggio che può avere è il fatto che negli impianti idronici il discorso delle lunghezze, dei limiti di lunghezze dipendono tanto dalle apparecchiature che si vanno poi a montare, quindi dipende dalla sezione dei tubi, dipende dalla capacità delle pompe e dalle perdite di carico che si verificano all'interno delle tubazioni, quindi abbiamo dei limiti costruttivi un pochettino meno stringenti rispetto agli impianti a espansione diretta. Praticamente possono servire sia terminali idronici e sia unità di trattamento aria con la batteria d'acqua. Altri vantaggi sono legati magari a interfacce utente, diciamo sono macchine relativamente semplici, la cui interfaccia è anche friendly user. Hanno una rumorosità contenuta ed è integrabile con tutti gli altri sistemi di Panasonic. I range di funzionamento vedono delle temperature di lavoro in riscaldamento da meno 17 a più 20 gradi di aria esterna, può andare da 20 gradi fino a 55 gradi la temperatura dell'acqua dell'impianto. In raffrescamento può lavorare da meno 10 a 50 gradi di temperatura esterna, con una temperatura di mandata che va da meno 10 a più 18 gradi. Come ho detto prima, l'interfaccia macchina-utente, oltre a essere molto semplice, diciamo, per la gestione, ha una serie di menu all'interno che blinda, in poche parole, la funzionalità in funzione dell'utente che si interfaccia con la macchina al momento. Mi spiego ancora meglio. Esistono 3 tipologie di menu che sono visibili: uno all'utente finale, dove può andare tranquillamente a modificare i parametri di funzionamento della macchina, macro, temperature, accensione, spegnimento o programmazione giornaliera o settimanale, oltre che vedere eventualmente alcuni parametri di funzionamento che gli possono essere utili anche al telefono per confermare una diagnosi telefonica da parte di un CAT. Un menu con una password diversa dedicata agli installatori, per permettere loro di entrare, inserire una serie di parametri, anche lì facilmente riconoscibili e semplici da gestire, per adeguare il funzionamento della macchina esattamente ai bisogni e alle esigenze degli utenti. Il terzo menu è quello che sempre con un'altra password, è quello del manutentore, che può vedere i primi due e in più ha la possibilità di gestire di fino alcuni parametri che possono essere richiesti in fase di primo avviamento. Questo comando ha anche una logica intelligente che in qualche modo può anticipare, possiamo pensare che anticipi i bisogni dell'utente, avendo un controllo diretto sia sulla temperatura dell'acqua in ingresso che su quella in uscita.
Nelle taglie più grandi, quelle che vediamo qui, le macchine con 4 ventilatori sopra, la conformazione della struttura dell'impianto all'interno ci permette di avere degli cicli di sbrinamento non, diciamo, con una cadenza non più corta di 2 ore e 10 minuti. Le taglie sono quelle che vedete nella parte alta di questa tabella, vanno da 20 a 210 kW, le forme, quindi gli chassis sono rappresentati nelle figure. All'interno di questa tabella, che poi vi verrà data insieme al resto della presentazione, quindi mi soffermo poco su questa parte qui, la cosa importante è che all'interno di ciascuna macchina sono alloggiati 2 compressori scroll per circuito frigo, e all'interno delle macchine che vanno da 200 a 120, cioè da 20 a 125, c'è un solo circuito frigo con 2 compressori scroll on-off. Da 140 a 210, visto che ci sono 2 circuiti refrigeranti, abbiamo 4 compressori scroll montati in tandem. Se vogliamo entrare un pochettino più nel dettaglio e vedere quali sono, diciamo, le caratteristiche costruttive del circuito frigo, vediamo i 2 compressori montati in tandem, i controlli, o meglio i sensori che ci permettono una gestione del circuito frigo, quindi dei fenomeni fisici che avvengono all'interno del circuito frigo, la valvola a 4 vie che ci aiuta a far funzionare la macchina sia in riscaldamento che in raffreddamento, e lo scambiatore a piastre che ha il compito di cedere o assorbire calore direttamente dall'acqua. Nei modelli che vanno da 140 a 210, esattamente quelli che vedete nella figura qui nella parte bassa, i circuiti sono 2 che lavorano su un unico circuito, cioè su un unico scambiatore a piastre acqua. La conformazione dei circuiti, o meglio l'idea di mettere 2 circuiti all'interno, porta anche, oltre che a darci l'opportunità di parzializzare meglio quelle che sono le capacità della macchina, ci permettono anche di aiutare il sistema a fare gli sbrinamenti senza dover impattare in qualche modo sull'impianto dell'utente, l'impianto di riscaldamento dell'utente. Perché? Perché in questo modo abbiamo diciamo, un circuito che lavora per sbrinare l'altro. Quindi diciamo, uno viene in supporto all'altro e viceversa. Quando parliamo di compressori in tandem, parliamo di un sistema di questo tipo, dove in qualche modo il fatto di averli messi in tandem ci permette una parzializzazione diciamo molto piccola per le macchine più piccole, ma può arrivare a 8 step nelle macchine più grandi. Quello che vedete in questa parte qui della tabella è esattamente la percentuale che va a coprire ciascun compressore, no? Quindi nei 2 step avendo compressori della stessa taglia, abbiamo o il 50% o il 100%. Man mano che andiamo avanti possiamo vedere, ad esempio per la 55 kW, che abbiamo una parzializzazione al 43% accendendo un compressore, al 57% accendendo il secondo compressore, spegnendo il primo, e 100% ottenendoli accesi tutti e 2. 4 compressori a bordo delle macchine ci permettono di avere 8 step, 8 scalini di funzionamento della nostra macchina, quindi iniziamo ad avere una parzializzazione un pochettino più fine. Sicuramente non parliamo di inverter in questo caso qui. Dalla parte idraulica le macchine vengono fornite con il filtro a Y
separato dalla macchina ma viene fornito di default insieme al resto della macchina stessa. All'interno c'è una valvola di scarico dell'aria automatica, delle presine per la misurazione della pressione, quindi delle perdite di carico del circuito, uno scambiatore dotato di una resistenza antigelo, sensori di ingresso e in uscita, un flussostato che ne determina un pochettino le condizioni di sicurezza, quindi al di sopra del set point mi fa funzionare la macchina, al di sotto del set point di portata mi interrompe il circuito e quindi mi blocca, mi manda in protezione la macchina. Diciamo, sugli accessori, sul catalogo accessori di questo prodotto qui, ci sono una serie di componenti idraulici che in qualche modo o vanno diciamo, sotto la responsabilità sempre del progettista, vanno scelti in loco e montati a parte, oppure possono essere verificati e può essere richiesto il montaggio direttamente in fabbrica di questi componenti che vedete ad esempio in questa parte qui della slide. Per la parte interna parliamo di un vaso espansione, di un sensore, di un pressostato acqua di minima che va a protezione di una pompa, la pompa che può essere sia singola che doppia, lo sfiato aria, le presine, lo scambiatore, questo è esattamente quello che avete visto in precedenza. C'è la possibilità anche di ordinare un serbatoio, un buffer tank di piccole dimensioni, parliamo dai 100 ai 300 litri, che può andare ad integrare diciamo, un sistema più grande che non arriva a quello che è il contenuto minimo d'acqua richiesto per il buon funzionamento di questo tipo di sistema. Completiamo il discorso con un sensore di pressione che ci permette in qualunque momento anche di valutare in che modo il sistema sta lavorando. Sulla parte invece diciamo, del lato utente, si consiglia caldamente sempre di mettere dei giunti antivibranti, dei manometri per valutare diciamo, il delta P di funzionamento della macchina e valvole di sezionamento che ci servono per fare la manutenzione senza dover necessariamente scaricare l'impianto. Questa slide che voi vedete non ve la commento perché è solamente la leggenda delle sigle che trovate all'interno delle slide e quindi ve la vedete con calma man mano cioè quando avrete la presentazione. Un'altra informazione degna di nota riguarda le pompe. Le pompe installabili, oltre che possono essere sia singola pompa o doppia pompa, ma possiamo fornire anche, Panasonic può fornire anche degli azionamenti delle pompe. Gli azionamenti vanno stabiliti in fase di progettazione su come viene strutturato l'impianto e qual è l'effetto che si vuole avere all'interno del circuito. Possiamo avere la velocità fissa, classico on-off, parte la macchina esterna, quindi il chiller, la pompa funziona alla massima velocità. Naturalmente per poter avere la portata corretta si dovrà andare ad agire sull'impianto creando delle strozzature che mi portano la portata del circuito a quella che i terminali idronici riescono a gestire nella maniera più indicata. Doppia velocità selezionabile, quello che potremmo, o meglio, dovremmo fare con diciamo una sorta di valvola una valvola di taratura, lo possiamo andare a fare con la velocità del motore, la velocità della pompa, quindi con la doppia velocità selezionabile altro non si fa che creare due punti di funzionamento della pompa, uno
in stand-by, quindi io posso decidere nel momento in cui non viene più richiesta l'attività del nostro chiller di avere un minimo di portata all'interno dell'impianto, quindi gestire una percentuale che va da 0 fino al 100% come velocità di stand-by, e poi la velocità massima che deve essere raggiunta nel momento in cui la macchina, quindi il chiller, entra in funzione e quindi deve erogare la sua energia all'impianto. E anche qui abbiamo la possibilità di gestire la percentuale da 0 fino al 100%, quindi anche lavorando su questa percentuale si può andare a ridurre il numero di giri e quindi avere esattamente la portata che ci serve per l'impianto che andiamo a servire. Variabile in funzione della capacità richiesta, quindi al posto di avere due punti di funzionamento della pompa, ne abbiamo tre set point, che è quello di stand-by, che ho descritto prima, la velocità minima di funzionamento che può essere abbinata all'utilizzo magari di un solo compressore, per esempio, e la velocità massima raggiungibile in fase di richiesta massima di energia da parte dell'impianto, che può essere collegata al funzionamento di tutti i compressori a bordo della macchina. Tra la velocità minima e la velocità massima poi la pompa adeguerà la sua velocità su diciamo un segmento, quindi scorrerà su questo segmento qui. Pressione in uscita costante, iniziamo a entrare un po' nell'ordine di idee di pompe diciamo più tecnologiche che ci permettono di risparmiare energia, soprattutto durante il loro funzionamento, e con un sensore premontato in uscita dallo scambiatore a piastre abbiamo la possibilità, al variare delle lunghezze dell'impianto, soprattutto io immagino in quegli impianti dove ci sono delle valvole di zona o valvole termostatiche di volta in volta vanno a chiudere o a parzializzare i vari circuiti, questo azionamento permette di mantenere costante la pressione in uscita dallo scambiatore a piastre e quindi di diciamo di ridurre in maniera graduale anche la portata dell'acqua nell'impianto. L'ultimo, non per importanza, è l'azionamento per pressione differenziale costante, quindi il principio rimane simile, quindi io vado a vedere, diciamo vado ad avere non più un segmento orizzontale sul quale poi il mio punto di lavoro della pompa si va a spostare, ma ho un segmento diagonale dove diciamo al variare dell'esigenza dell'impianto io vado a modificare sia i valori di prevalenza che quelli di portata, quindi andiamo a lavorare su una diagonale. Rispetto alla pressione in uscita costante abbiamo un ulteriore vantaggio in termini di risparmio energetico che però giustamente il professionista deve valutare, perché comunque diciamo che ha un costo di investimento iniziale che deve essere giustificato da un costo o meglio un risparmio sui consumi che nel tempo va a coprire le spese. Arrivato a questo punto andiamo a vedere un attimo le dimensioni. Le dimensioni, visto che abbiamo parlato di un buffer tank che va da 100 a 300 litri, questo buffer tank non trova alloggiamento all'interno della struttura della macchina, ma va integrato creando una sorta di espansione. Lo vedete un pochettino in maniera molto evidente sulle macchine piccole. Sulle macchine grandi cambia la pannellatura e quindi cambia la struttura, cambiano anche le dimensioni, quindi
teniamo presente che qualunque, se vogliamo aggiungere all'interno del kit anche un buffer tank da 300 litri, il volume occupato dovrà comunque andare a essere aggiunto alla struttura esistente. Questo è quello che vedete per le macchine da 25 a 125 kW. Per le macchine da 140 a 210 risulta essere una sorta di box affiancato alla parte perimetrale della macchina. Da quello che ci siamo detti fino adesso emerge il fatto che questi sistemi possono lavorare sia in modo autonomo, quindi io posso realizzare impianti puri, solo Pacai, solo EcoEye, 2 tubi, 3 tubi, oppure solo EcoG oppure chiller. Ma per la premessa che è stata fatta all'inizio di questo corso c'è la possibilità di soddisfare le esigenze diciamo, di un locale, di una location, con più sistemi, con più prodotti che sono stati elencati in questa presentazione. Quindi invento, potremmo andare a tenere fisso il Pacai per la reception oppure per la reception della presidiata 24 ore su 24 di un ufficio e avere un EcoG oppure un EcoEye per diciamo, gli uffici, oppure il Pacai per un open space. C'è da dire un'altra cosa, apro una piccola parentesi. Noi arriviamo con i Pacai a coprire una capacità massima di 25 kW. 25 kW che sino a quando creiamo una canalizzazione, quindi distribuiamo all'interno di un ambiente, può coprire un discreto open space, un ufficio open space. Se pensiamo invece a unità insomma, da avere in ambiente, c'è la possibilità da una determinata taglia in poi di sdoppiare le unità interne, quindi avere 2 unità interne che, quindi da 7 kW circa, abbiamo 2 unità interne che fanno un totale di 7 kW che vanno a coprire la capacità esterna di 7 kW che possono essere dislocate in punti diversi dell'impianto. Naturalmente, essendo una dislocazione, una ripartizione della stessa energia in 2 luoghi diversi, le 2 macchine dovranno funzionare esattamente con gli stessi set point e modalità di funzionamento, quindi non abbiamo la possibilità di accenderne una, spegnere l'altra. Lo scopo è quello là di ripartire in maniera più uniforme la temperatura all'interno dei locali. Quindi noi possiamo avere la combinazione di tutte queste categorie di prodotti e trovarli all'interno di un sistema edificio o per uffici o per retail. Questi, oltre a trovarli fisicamente, quindi a vederne il funzionamento all'interno di questi locali, queste macchine possono tranquillamente essere raccordate sotto un unico centralizzatore e comandate da un unico punto di controllo, quindi c'è la possibilità di considerare attraverso questo centralizzatore ciascuna categoria di prodotto come facente parte di un unico impianto. L'ultima cosa che ci tengo a dire è che oggi abbiamo parlato un pochettino delle aree commerciali e degli uffici. Questi prodotti qui, queste linee di prodotto qui, non vanno viste solo come la soluzione a questi specifici, alle esigenze specifiche di questi locali, ma possono tranquillamente andare a coprire con la stessa logica, quindi vado a mettere esattamente la macchina che mi serve in quegli ambienti dove ho una richiesta particolare e possiamo andare a coprire sia
abitazioni oppure complessi abitativi, possiamo andare a coprire hotel, aree logistiche, ospedali, scuole, possiamo coprire eventualmente anche chiese, locali di culto, quindi non vediamo questi sistemi, quello che compone il catalogo Panasonic, come qualcosa di dedicato solo e esclusivamente per uffici e aree commerciali. E con questo, se è rimasto un po' di tempo, io sono disponibile a dare Sì. altre risposte. Allora, qualche domanda c'è, ti chiedo anche delle risposte secche, vediamo se le domande Sì, sono tutte, perché ovviamente anche i nostri professionisti sono abbastanza sintetici sì. dovendole digitare, quindi ovviamente non tutte, ma alcune sono abbastanza corte. Allora, Vediamo. partiamo dall'ultima tecnologia che hai presentato, che è il chiller. 20 kW Mhm. significa che non sono per applicazioni residenziali? Non sono per applicazioni residenziali. Allora, 20 kW, vediamo. Dipende dalle esigenze. Allora, un'abitazione, soprattutto una nuova, 20 kW è molto elevata come potenza. Aspetta, arriviamo un attimo sulla slide delle potenze, no? Chiedo scusa, ecco, 20 kW sicuramente non va a coprire un locale di ultima generazione dove per pochi kilowatt si riesce ad avere comfort senza ombra di dubbio. Le taglie che vanno da 20 kW a scendere, noi normalmente le copriamo con un'altra categoria di prodotto che si chiama Aquarea. Prodotto che è stato ampiamente pubblicizzato in questi anni, ha riscosso un grosso successo da parte dei nostri, diciamo, partner, professionisti, progettisti, e quindi sono dei sistemi che sono diciamo, studiati appositamente per la linea residenziale. È una fascia è una categoria di edificio che viene coperta con un altro tipo di prodotto, quindi a meno che non abbiamo vecchi impianti, vecchie case di grandi dimensioni dove non, diciamo, hanno delle dispersioni talmente elevate da dover necessariamente fornire 20 kW minimi per coprire le sue esigenze. Altre domande? Perfetto. Allora, ci chiedono poi se la serie Eco A e W, quindi il chiller, è in grado di sostituire caldaie ad alta temperatura. Caldaie ad alta temperatura, noi riusciamo ad arrivare con i modelli più grandi fino a 55 kW. Allora, facciamo un esercizio di logica. Se pensiamo di prendere una caldaia che normalmente funziona con una temperatura media di 75 gradi e mettergli una pompa di calore, io credo che non sia possibile fare una mera sostituzione e avere un beneficio all'interno dei locali. Naturalmente le sostituzioni si possono fare, ma con le dovute attenzioni, quindi utilizzando anche lo stesso tipo di distribuzione interna, con una temperatura più bassa si ha la necessità di raddoppiare gli elementi radianti. Mi spiego meglio. Se prima con un ventilconvettore io riuscivo con una temperatura, o meglio con un radiatore, mettiamola qui in maniera brutale, con un termosifone io riuscivo a coprire una certa potenza con un delta T di 10 gradi, temperatura in ingresso 80, temperatura in uscita 70, nel momento in cui gli vado a mettere una macchina da 55 gradi, temperatura massima di esercizio, io avrò la metà della capacità termica di quel radiatore, quindi dovrò raddoppiare le superfici di scambio. Se si pensa di organizzare la ristrutturazione con un cappotto, quindi un qualcosa che vada a ridurre quelle che sono le esigenze dei locali, quindi abbassare gli scambi, cioè le perdite di energia verso l'esterno, e aumentare di poco le dimensioni degli elementi idronici, automaticamente si può fare, sì, a queste condizioni sì. Mera sostituzione assolutamente no. Vi trovereste
ampiamente in difficoltà. Perfetto, allora un'altra domanda è arrivata sempre in occasione mentre trattavi il tema del chiller, quindi penso si riferisca a quello. Sì. Ci chiedono se rientrano nel conto termico. Alcune macchine sì. Diciamo che se prendete contatto con i nostri sales engineer vi verrà girata una documentazione al cui interno ci sono anche i valori di COP ed ER per ciascun tipo di macchina. Ci sono alcuni modelli che rientrano senza dubbio nel conto termico, altri che invece studiati per lavorare su SCOP o SR, quindi su prestazioni stagionali, hanno difficoltà a rientrarci. Abbiamo comunque della documentazione che vi può essere utile per discriminare bene quali sono le macchine su cui potete contare. Perfetto, altra domanda, ci chiedono se i chiller sono ermeticamente sigillati. Ermeticamente sigillati. Pronto? Esatto, esattamente, se Ah, sono ok, no, ermeticamente scusami. sigillati e ci dice vedi F-gas. No, allora, un attimo solo, un attimo solo. In- Ermeticamente sigillati significa che non c'è nessun accesso al circuito frigo. Noi comunque abbiamo dei punti di misura sul circuito frigo su cui poter fare misurazioni per la manutenzione. Non sono classificati come ermeticamente sigillati. No. Ok, allora Ma adesso credo che abbiamo una domanda nessun Cile, abbastanza adesso non complessa. vorrei dire una. Ok, scusa. Ok, Dimmi. allora abbiamo un'altra domanda che si compone di diverse domande. Vediamo se riusciamo a tutte, poi magari ne facciamo ancora un paio, poi andiamo a chiusura. Le altre domande che sono Sì, arrivate le giriamo ovviamente al relatore. sì. Ci chiede se le unità EcoEye W sono previste anche nella configurazione polivalente a 4 e a 6 tubi. Questa è la prima domanda di questo gruppo di domande che sono arrivate. No, in questo momento, allora, è una gamma su cui stiamo lavorando e stiamo cercando di espandere diciamo, le tipologie di macchine. Attualmente è disponibile solo e esclusivamente con 2 tubi. Ok, il gas refrigerante che viene utilizzato da queste macchine? R410A. Parli sempre delle Perfetto. qua W, sì. Sì, 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 sono tutte Sì, sì. Ok, domande perfetto, perfetto, sì. inerenti all'EcoAI-W. Sì. Adesso la domanda va oltre con condizioni in cui sono stati misurati lo sbrinamento, magari siccome non credo che abbia una risposta molto secca, te la giriamo successivamente, invece una Sì, risposta secca a questa domanda si può avere di che marca sono le pompe, sempre in merito a EcoAI-W. Eh, Lovato, Lovato mi pare, sì. Un attimo solo, Perfetto. sono queste qua. Sicuramente questo è un professionista che già lavora con questo tipo di sistemi. Eccole qua. Perfetto, allora arriviamo a faccio un'ultima domanda, dopodiché ne sono arrivate Mhm. altre, però entrano un po' tanto nel dettaglio e non credo che abbiano risposte così secche come ci aspettiamo a quest'ora. Allora, Ok. è possibile utilizzare in abbinamento un booster sui gruppi frigo per avere acqua calda sanitaria e sostituire con accumulo caldaia avendo acqua stoccata ad elevata temperatura? Mm, no, in questo momento no. No, no. Ok, Abbiamo la possibilità di e- realizzare acqua calda sanitaria semplicemente utilizzando lo scambiatore a piastre, ma non ad alta temperatura, utilizzando un attimo solo.
Il booster è una sorta di resistenza, quello che abbiamo noi come a catalogo è una resistenza elettrica che può essere messa nelle macchine o all'interno dei bollitori, dei buffer tank che sono da 45, nelle macchine da 45 sino a mi pare 75 kW, ma non fanno acqua calda sanitaria, non c'entra niente con il fatto di produrre acqua calda sanitaria ad alta temperatura. No, questi sono chiller che danno acqua fino a 50 gradi per le macchine più grandi, fino a 55. Perfetto, allora sono arrivate altre domande a cui sto rispondendo che daremo il contatto, anzi gireremo la domanda direttamente ai sales o al relatore appunto per chi Sì. possa essere la persona più indicata alla risposta. Solo una che potrebbe chiudere un attimino il tutto. Ci chiedono ovviamente di andare ad approfondire quei sistemi che forse si sono persi nei webinar precedenti dei 3 tubi, quindi mi riferisco più a VRF Equai, sì. ed EcoG sostanzialmente, e ci chiedono dove poter trovare del materiale, quindi io chiuderei eventualmente segnalando dove all'interno del Ok, vostro sito io è possibile suggerisco scaricare questi materiali. Allora, io suggerisco di utilizzare diciamo, il nostro sito ProClub per andare praticamente a prendersi tutta la documentazione. Se mi permettete, voglio arrivare un Certo, attimo. se vuoi anche farlo vedere, ci mancherebbe Sì, così, sì, 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 perché sì, sono sì, sì, sì. arrivate alcune richieste di questo tipo qua, che peraltro possono rispondere non solo alla domanda relativa al 3 tubi, Oh, ma dove anche a sta? dove trovare tutto il resto della documentazione di cui avete bisogno. Ok, un attimo solo che ce la farò prima o poi vabbè, apriamone un altro. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Pro Club. Allora, Panasonic. Allora, sto lavorando da casa, quindi sono lontano dai cataloghi e roba del genere, quindi perdonatemi il mio modo pecoreccio di ritrovare le informazioni, ma mi sembra la cosa più logica e più veloce da fare. Vi suggerisco di collegarvi, se riuscite a vedere bene, collegarvi al sito www.panasonic.proclub.com. Nel momento in cui vi registrate avete la possibilità di entrare all'interno del Pro Club e avere tutte le informazioni, accedere a una parte delle informazioni, delle documentazioni che normalmente distribuiamo a tutti quanti i progettisti, quindi parliamo non solo di cataloghi commerciali che sono facilmente reperibili dappertutto, ma parliamo anche di manuali tecnici che potete consultare e diciamo, utilizzare per la vostra professione. Si riesce a vedere bene, Marco? Perfetto, perfetto. Sì, sì, si riesce a vedere bene. Comunque panasonicproclub.com, andando su quel sito, ovviamente registrandosi, o se no semplicemente come ha fatto anche il nostro relatore, cercando su Google il Panasonic Pro Panasonic Club. Pro Club insieme è la prima voce che esce, quindi non dovrà essere sicuramente difficile raggiungere questo sito. Perfetto. Allora, mi scuso con chi ha fatto altre domande, ce ne sono alcune, ma come dicevo, meritano anche una chiacchierata successiva, magari a tu per tu con un sales engineer di Panasonic. Quindi diciamo che con questo io ringrazio il nostro relatore Massimiliano Cefalo, e ringrazio anche voi ovviamente, e vi do appuntamento già per i prossimi incontri. Come dicevo prima, ne stiamo anche incrementando, quindi andremo anche a tenervi compagnia anche la mattina, e la prima mattina sarà domani, in cui ci ritroveremo di nuovo qua, ci sarò ancora io, alle ore 11 parleremo di salubrità indoor, soluzioni per edilizia sanitaria ed edilizia scolastica, quindi chi fosse interessato
peraltro possono essere, abbiamo concluso questa presentazione dicendo che queste tecnologie possono essere utilizzate anche per edifici affini a quello che è il mondo del commerciale, delle aree commerciali e delle palazzine, delle aree uffici. Quindi domani parliamo di un settore del tutto affine che ha più o meno le stesse caratteristiche, se non altro di affollamento di persone, che è quello dell'edilizia scolastica e l'edilizia sanitaria, non tanto in termini di comfort climatico, in cui magari rimanderemo a Panasonic un altro appuntamento, ma ne parleremo in termini di altri tipi di soluzioni. Nel pomeriggio invece ci vedremo di nuovo qua alle ore 5, come è l'appuntamento ormai diciamo settimanale, il mercoledì, in cui presentiamo dei casi studio. Domani presentiamo un casale in pietra con fibra di legno. Giovedì invece ci troviamo con la parte di legno architettura. Quindi il calendario, rimanete aggiornati su edicomeventi.com o sul nostro canale Eventbrite, perché si sta andando ad integrare sempre di più con ulteriori appuntamenti. Molto probabilmente cominceremo anche ad occupare la giornata del lunedì e del venerdì, proprio perché abbiamo tante argomentazioni da volervi portare. Detto questo, vi saluto come sempre dicendovi che l'orario ormai si avvicina, per qualcuno è quello dell'aperitivo, per qualcun altro come me che ho bimbi piccoli è quasi quello di cena, quindi ringrazio ancora nuovamente Massimiliano Cefalo di Panasonic, ringrazio tutti voi per aver partecipato e con chi vuole ci vediamo domani mattina dalle 11 alle 12. Grazie a tutti. Grazie a tutti e buonasera.